Ragazzi, dobbiamo aspettare il mitico Francesco, che sta per arrivare. Si sentono tante voci di mercato, fra tutte James Rodriguez che dicono che dovrebbe venire, così dicano, poi bisogna vedere. La vedo un po' difficile, le voci sono tante che deve venire James Rodriguez, però secondo me se il Napoli non cede prima qualcuno la vedo difficile che arrivi. Ho paura che se vuole prendere James Rodriguez sacrifica Insigne, ho paura di quello. Poi io sapevo che anche Yusai è un'uscita, lo vuole usare alla Juve. Sì, Yusai però è un terzino, diciamo. Yusai va fuori dal Napoli, ma è entrato già Di Lorenzo, diciamo. Già abbiamo acquistato un altro terzino, Di Lorenzo. Sì, dall'Empoli, no? Sì, che ha preso il posto appunto di Isai, che Isai lasciava il Napoli, però non sapevo che andava alla Juve. Avevo sentito qualche voce, avevo sentito che Isai andava alla Juve se seguiva Sarri alla Juve, capito? Se Sarri andava alla Juve, Isai seguiva Sarri alla Juve. Quello. Benvenuto a Coppia di Campioni in chat, intanto. Allora, il parmense, il parmigiano pecorino. Sì, è Jack o Daniel? No, sempre, purtroppo è sempre Daniel. Io Jack lo sai che lo devo dissare, Jack, io. Lo sappiamo tutti. Ma io sto a posto con Daniel. È un grande Daniel che appunto sarà l'ospite, ragazzi, ve lo dico in anteprima, dopo appunto di Napoliello. Allora, quindi questo nome che circola, James, fa veramente tanta roba. Sì, a me mi piace, anche se le ultime stagioni non è che abbia fatto tanto con Real e Bayern Monaco, però diciamo nel Napoli secondo me farebbe bene, perché non ha tanti campioni come hanno Real Madrid e Bayern Monaco, e come vediamo i giocatori nel Napoli quando non ci sono tanti campioni esplodono, tipo Higuaín, Cavani, hai visto come hanno giocato, no? Al Napoli, e secondo me James Rodriguez sarebbe perfetto per il Napoli. Dice praticamente che Jack si è preso una pausa. Vabbè, ma dopo ne parliamo, signor Daniel, dopo ne parliamo del signor Jack. Dopo ne parleremo con questo signore, appunto, che dopo ne parleremo con lei. Si tocca dissarlo o tocca levarlo dalla coppia. Comunque, a parte questo, ma Diego Costa alla fine viene o non viene? No, sì, anche quello è un sogno, Diego Costa. Si fa il nome di Diego Costa, poi c'era anche qualche altro nome in attacco, se non mi sbaglio, però non mi ricordo ora, non mi viene a mente Icardi, come? Icardi. Sì, però ci avete fatto un'offerta ridicola. Ho sentito che lo scambio con Insigne, questo ho sentito. Ora... Sì, e più volevate dei soldi voi per Insigne. Sì, ma io ti dico la verità, a carta non lo cambierei mai Insigne con Icardi. Lorenzo, dai. Cioè, ma anche con James Rodriguez non lo cambierei Insigne. Se dobbiamo aggiungere pure James Rodriguez alla rosa, ok, ma se devi prendere James Rodriguez e mandar via Insigne, no, secondo me no. Assolutamente. Ma Ancelotti si è chiarito con tutta la società che si è parso un po' dei casini se era successo un po'. Sì, penso di sì. Comunque, secondo me, Ancelotti ha fatto capire anche a De Laurentiis di volere certi tipi di giocatori che magari lui ha allenato, almeno qualcuno, 2 o 3 pezzi importanti l'ha fatto capire di volerli. Poi può prendere giovani, come sempre. De Laurentiis è sempre andato sui giovani, no? Lui dice basta che mi prendi 2 o 3 pezzi, poi mi puoi prendere anche i giovani, ma 2 o 3 pezzi li scelgo io. Si starà a vedere, perché secondo me se va tutta a testa sua De Laurentiis, cioè Ancelotti non è che la prenderebbe bene, cioè capace entro gennaio, se il Napoli non è nelle posizioni, diciamo, per lottare per qualcosa di importante, potrebbe anche fare le dimissioni stesso Ancelotti. Poi quello, cioè, Ancelotti è uno con i coglioni sotto, diciamo. Abbastanza. Allora, che cosa dice? Uno scambio Pjanic-Isai, lo faresti? Pjanic-Isai, come? Subito. Coppia subito ci prova. Sì. Gli converrebbe. Sì, perché a me ci serve un regista proprio, ci sarebbe come il Pane.
è andato via Jorginho, ci serve uno così. Abbiamo dato via Jorginho e Hamsik che facevano quel ruolo, perché Hamsik quando è andato via Jorginho è stato inventato da Ancelotti regista, se ti ricordi. Poi abbiamo perso pure Hamsik, abbiamo dovuto giocare a centrocampo un po', diciamo, lo faceva il suo lavoro, lo faceva Zielinski e un po' Fabian Ruiz. Non avevamo un proprio regista al centrocampo, capito? Da quando sono andati via sia Jorginho che Hamsik. Se viene Pjanic siamo perfetti. Abbiamo ritrovato un regista. Che effetto fa vedere Sarri alla Juve? Fa male, brutto, perché comunque ci ha portato a un sogno dallo scudetto, diciamo, che manca da una vita, praticamente, da 30 anni, da quando sono nato io, no? E vedere uno scudetto mancato le ultime giornate, e poi vedere Sarri contro nella squadra in cui abbiamo lottato lo scudetto fino alla fine, sarebbe brutto, perché cioè, te ci porti a un passo da farci vincere qualcosa che noi sogniamo da tempo, e poi ti vediamo proprio nella rivale in cui stavamo per soffiargli lo scudetto alla fine, no? Cioè rosicherei tanto come Luca Storia. Era andato a cantare, che volete? No, mi ero andato a comprare Amer Rodriguez a Madrid. Ecco, vedete, ragazzi, lui sta a fare trattative, che volete? Sta a fare trattative, ha detto che però vogliono una traduzione della canzone, Io sono quell'altra, quella là che ora stava cantando, ci trovo in Dorione, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi si fumano ancora. Ragazzi, succede? È andato a comprare Messi Rodriguez, che volete ripetere? Ci trovo in Dorione. Allora, bravo, vediamo un po'. Allora, chi sarà sicuramente per te chi partirà a questo punto? Chi partirà? Allora, secondo me, possibile partenza metto Allan, Isai, vabbè, sicuro. Isai e Mario Rui, sicuri. Poi Allan metto, perché secondo me se il Napoli vuole fare mercato, venderà qualche pezzo, lo venderà come ha fatto sempre, no? Sì. Allan c'ha un valore già alto, diciamo di 50-60 milioni, mi sembra, dal Paris Saint-Germain. Sì. E ho paura di perdere anche Koulibaly, ti dirò, perché se il Paris Saint-Germain viene con i soldi, non so, De Laurentiis fino a quando può trattenere Koulibaly, capito? L'importante è che va a Juve. Ma quello lo so, ma io non lo cederei proprio, perché se vuoi ripartire per vincere qualcosa devi tenerlo Koulibaly. Se mandi via uno come Koulibaly, voglio vedere chi va a prendere. Cioè i sostituti che vengono a Napoli non ne so tanti, capito? Cioè, a livello di Koulibaly, cioè ce ne so po'. Diciamo che ci sono i difensori, ma chi ci viene a Napoli a sostituire Koulibaly? Cioè poi vuoi prendere un giocatore di calibro alto, no? Un giocatore di esperienza, un giocatore forte, anche da Real Madrid, da Liverpool, per farti nomi che Napoli non ci può mai arrivare, per dire Van Dijk, quello del Liverpool, Sergio Ramos del Real Madrid, Skriniar dell'Inter, per farti nomi. Non ti voglio più a Skriniar, ma che vada, c'è la porta del Manchester City. Sì, la porta ce l'ho qui a casa, quando la apro prende... Esatto. Uno Stones ti piacerebbe? Uno Stones però? No, anche la porta è un bel difensore, anche lui mi piace, però diciamo il Napoli, cioè, li acquisterebbe pure i giocatori, perché poi ci avrei i soldi di Koulibaly per spenderli, no? Però il fatto, lo sai qual è? L'ingaggio, come lo paghi un giocatore così? Esatto. Cioè prendono 10 milioni, 7 milioni, chi 8. Il Napoli si può permettere un ingaggio massimo di 6 milioni, massimo. Per questo la vedo difficile. Cioè se parte uno come Koulibaly vedo difficile il sostituto all'altezza. Il Napoli si basa sempre sui giovani, che poi se hai fortuna scoppia come ha fatto Koulibaly. Se invece va male andiamo nella merda noi, c'è la squadra. Se invece ti piglia bene, come succede, perché fino ad ora diciamo pure che il Napoli ha avuto occhio, no? Ha saputo acquistare giovani e abbiamo avuto anche fortuna, perché ci è andata sempre bene. Diciamo Koulibaly è venuto fuori che è mostruoso. Quell'altro, Fabian Ruiz,
l'ha preso, nessuno lo conosceva, è venuto fuori che è un bel giocatore. Capito? Sono tutte scommesse alla fine, no? Sì. Allora, Napoli... hai trovato lo scudetto di Firenze? In che senso? l'ho perso in albergo praticamente. L'ho perso in albergo. Non lo trovavo più, l'ho perso in albergo. Può succedere, ma può essere pure che lo trova a Roma, quando viene a Roma. Magari lo trovo quest'anno, speriamo, magari come posso dire, l'Inter e la Juve litigano per prendersi l'allenatore, l'Inter ha preso Conte, la Juve là, e il Napoli di mezzo arriva qui. Capito? Sarebbe bello. Però la vedo molto difficile. Ti posso dire una cosa, non ti sto gufando, Carta, però ti dico che l'Inter sta crescendo anno dopo anno e secondo me prima che arriviamo noi, ma te lo dico sinceramente, prima che arriviamo noi a vincere lo scudetto, secondo me arriverete voi. Io purtroppo speriamo. Io spero di no, perché ovviamente sono tifoso del Napoli, però mi sento che è così, cioè quando uno si sente qualcosa così, perché l'Inter la vedo ogni anno in crescita, il Napoli è sempre su quella base lì, secondo posto, terzo posto, secondo posto, terzo posto. Più di lì vedo che non si muove, non fa quel salto per andarsi a prendere lo scudetto. Sì, non c'ha quella cattiveria e quella fame giusta agonistica. Sì, sia quello, ma sia, diciamo, il nostro presidente non si spinge a prendere elevati giocatori. Ma in certe cose vi posso dare anche ragione, Cartel. Io da una parte gli do torto e da una parte ragione. Diciamo mezzo e mezzo, perché diciamo che De Laurentiis, la sua ragione è che ovviamente tanti tifosi, ora parlo da tifoso, perché se è un vero tifoso, uno acquista la maglia originale, acquista la tuta originale, va allo stadio con la tessera del tifoso, oppure va allo stadio pagando un biglietto, non vai allo stadio che ti infili dietro a un altro, non vai a comprarti le maglie false, le sciarpe false, e te così la società non l'aiuti. Esatto. Te devi volere il bene della società. Se vuoi il bene della società, la società va avanti. Poi non ti puoi lamentare che De Laurentiis magari non ti piglia top player, quelle che là. Giusto, cioè, ragazzi, se non entrano introiti, purtroppo non è che si può comprare dall'aria. E io questa parte qui do ragione a De Laurentiis. Dall'altra parte dico, ma cazzo, sei un presidente del Napoli, c'hai soldi, investi, perché se tu investi vedrai che ti rientra prima o poi. Se te investi bene, vedrai qualcosa ti rientra. Un trofeo lo vincerai, qualcosa vincerai. E alla fine ti entra più quello. La paura sua è che i tifosi fanno i furbi e per di 90, lo stadio fa 70.000 tifosi quando è strapieno, no? 70.000 tifosi del Napoli, 35.000, 40.000 pagano il biglietto e quell'altro. Sì. Purtroppo c'è anche questo. Allora non lo puoi da torto su sta cosa qui. Io ti ho detto dove lo do torto, che magari a gennaio poteva spingere per 2 o 3 acquisti, mentre invece non ha acquistato proprio nessuno. Diciamo, non sto parlando del mercato di ora, ma sto parlando del mercato, perché al mercato di ora tanto sei a 10 punti dalla Juve, era già finito da un po' di tempo il campionato, ma ti sto parlando di quando c'era Sarri. Avevi l'opportunità di vincerlo e secondo me lo potevi vincere, perché eri lì e la Juventus, diciamo, era a un punto a quando era prima dello sconto diretto, no, dopo lo sconto diretto. Sì, Napoli a gennaio aveva acquistato 2 o 3 pezzi, non aveva perso qualche punto, pensato a quest'ora aveva vinto il campionato l'anno scorso. La penso così, poi l'abbiamo buttato via noi questo campionato. È giusto. Allora, a parte gli scherzi, secondo me il Napoli doveva vincerlo con Sarri. Sì, anche secondo me, cioè il Napoli più vicino a vincere il campionato è stato quello dell'anno scorso. Cioè non ci sono dubbi, ci siamo andati così vicino che poi hanno fatto una ladrata con voi. Mi dispiace perché poi ci sono tanti amici juventini, però mi dispiace dirlo, ma contro l'Inter, diciamo, prima della partita nostra di Firenze hanno fatto una ladrata, lascia stare. Vabbè, diciamo, forzato, eccetera, eccetera. Sì, quella partita lì è scandalosa. La Juve, come posso dire, è forte di suo, ma poi, diciamo, nelle partite così fondamentali, dove è in difficoltà,
Sembra brutto dirlo, ma sembra che viene aiutato. Cioè, in una partita contro il Milan, se ti ricordi, con Montari, che si stava giocando lo scudetto. Quel gol clamoroso di Montari. Sì, sì. Poi con l'Inter ora hanno fatto questa... Con noi in Supercoppa o Coppa Italia, no, mi sembra la Coppa Italia, 3 espulsioni in quella partita e poi ci hanno rimontato il risultato. Cioè, capito? È quello, diciamo, non ha bisogno di queste cose la Juve, perché la Juve la potrebbe vincere anche da sola, la Coppa Italia. Sì, ma infatti non c'è bisogno infatti ogni volta sempre solo di favoriti del cazzo. Hai capito, Carta? Perché la squadra è forte di sua, la Juve è forte, fortissima. Secondo me, ora come ora non c'è nessuno che arriva alla Juve, ma minimamente, capito? Devono migliorarsi tanto per arrivare alla Juve. Esatto, una cosa Napoliello che non c'entra niente appunto con il Napoli. Da domani può cominciare anche a fare video dell'evento della partita, se vuoi, Ah, te dici di fare un video per l'evento? Sì, puoi cominciare a chiedere tutto l'evento, poi puoi dire con chi è la che è stata organizzata appunto da me, Giovanni e Cubretta e tutto quanto, puoi partire. Sì, faccio... E chi vuole raggiungerci a Roma... Grande la tua donna, che fa tutto, organizzatrice. Sì. Un abbraccio se mi sta sentendo. Sì, credo di sì. Juventus Inter per 2 rigori, vabbè, lasciamo perdere. Non apriamo basta. Anche te. Ecco appunto. Vabbè, Fra, so che domani devi andare al lavoro, quindi non ti voglio trattenere di più questa sera. Abbiamo fatto un po' tarduccio, ma ti lascio appunto riposare appunto bene per domani. Diciamo solo una cosa, volevo dire una cosa. Vai. Giusto nel calciomercato. Diciamo, ora la Juventus ha vinto 8 scudetti di fila, no? Mm-hmm. La mia paura è che continuerà su questo passo, perché venendo la Juve sta continuando a puntare giocatori. E ora ho sentito anche delle voci che Sarri non potrebbe essere l'allenatore della Juve, da quando ho sentito, perché dicono c'è il day Sarri, il giorno di Sarri, no? Invece Sarri ancora non viene presentato, e secondo me c'hanno qualcosa su. Secondo me potrebbe veramente essere Guardiola. Staremo molto a vedere. Questa è una grande chicca. Io da tifoso napoletano spero che sia Guardiola. Voi no, lo so che voi sperate che sia Sarri, però io da tifoso napoletano devo dire Guardiola. E niente, poi speriamo che l'Inter e il Napoli, almeno 2 squadre, darebbero noi alla Juve. Capito? Che questa volta non ci siamo solo noi, magari ci siete pure voi. Allora gliela rendiamo più difficile, capito? Speriamo che io ringrazio Francesco. Allora un abbraccio. Grazie di tutto, ci vediamo la prossima settimana, che partiamo un po' prima. Vai, ci vediamo la prossima. Un abbraccio, Carta. Ciao a te, ciao ragazzi, salutiamo appunto Napoliello e